Dura presa di posizione del sindacato OSB Trasporti a 5 mesi dall'aggiudicazione della gara alla nuova società TAG. Il contratto di affidamento non sarebbe ancora stato firmato, annunciate azioni di protesta. L'associazione ambientalista Mariamico interviene sulle tonnellate di posidonia che le mareggiate hanno accumulato alla spiaggia di Maddalusa. Consegnato dall'AICA il nuovo impianto di depurazione a Racalmuto in linea con le nuove norme vigenti. Denuncia del deputato regionale di 5 Stelle Varrica, circa 8 milioni di euro di contributi erogati dalla presidenza dell'ARS nel triennio 23-25. Prosciolte 4 persone coinvolte nell'operazione Duty Free del 2015 che ipotizzava un presunto giro di tangenti all'Agenzia delle Entrate di Agrigento, reati prescritti. Un arresto dei carabinieri di Licata, un canicattinese, per stalking alla sua fidanzata. Avviata dalla LILT provinciale di Agrigento una raccolta fondi per un nuovo automezzo necessario al trasporto dei malati oncologici ai centri di ricovero. Presentata la nuova edizione della Targa Florio in Sicilia. Buongiorno con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 17 aprile. La OSB Lavoro Privato TPL Sicilia è costretta a tornare sulla questione del trasporto pubblico locale di Agrigento a distanza di quasi 5 mesi dall'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta il 20 novembre 2025 in favore della nuova società Trasporti Agrigento. Il contratto di affidamento del servizio non sarebbe stato ancora firmato. Il nostro servizio. L'USB, sindacato di lavoro privato TPL Sicilia, è costretta a tornare sulla questione del trasporto pubblico locale di Agrigento con toni ancora più fermi e con interrogativi di questa volta non possono restare senza risposta a distanza di quasi 5 mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto avvenuta il 20 novembre 2025 in favore di TAG Trasporti Agrigento. Il contratto di affidamento del servizio non sarebbe stato ancora firmato. Siamo alle porte di maggio e la città si troverebbe ancora ostaggio di una paralisi che a giudizio di questa organizzazione sindacale avrebbe un'unica spiegazione possibile: la mancanza di volontà politica. Non si tratterebbe quindi di semplici ritardi burocratici né di ordinarie complessità amministrative. Il quadro che emerge lascerebbe intendere un blocco deliberato figlio di logiche di puro opportunismo politico legate alle prossime elezioni amministrative. Le tensioni, le lotte interne che attraversano in queste settimane l'amministrazione comunale sembrerebbero aver congelato un iter che in condizioni di normale funzionamento istituzionale avrebbe dovuto concludersi già mesi addietro. Il sindacato trasporti dell'SB si chiede pertanto: sarebbe davvero plausibile che in 5 mesi l'attività amministrativa comunale non abbia trovato il tempo, le risorse e la volontà di dare esecuzione a un atto dovuto già definito in ogni suo aspetto dalla procedura di gara? Sembrerebbe quantomeno difficile credere che si tratti di mera disorganizzazione. Ciò che appare sempre più evidente è che qualcuno all'interno delle stanze del potere comunale avrebbe scelto consapevolmente di non muoversi, attendendo che la stagione elettorale riarrestasse gli equilibri politici locali. Una scelta, se confermata, che sarebbe di una gravità inaudita, significherebbe che circa 40 lavoratori e migliaia di cittadini agrigentini starebbero pagando il prezzo di manovre politiche interne senza alcuna tutela e senza alcuna prospettiva certa per il proprio futuro. L'USB Lavoro Privato TPL Sicilia chiede pertanto pubblicamente per quale ragione a quasi 5 mesi dall'aggiudicazione definitiva del 20 novembre 2025 il contratto di servizio con TAG non sarebbe ancora stato stipulato. OSB Lavoro Privato TPL Sicilia dichiara pertanto con assoluta chiarezza che qualora nei prossimi giorni non si registrasse un concreto e immediato sblocco della situazione, avvierebbe formalmente quelle procedure necessarie per la stipula del contratto e l'organizzazione non esiterà ad attivare quelle azioni di tutela e di protesta nelle sedi competenti, tra cui
esposto formale alla Prefettura di Agrigento per omissione di atti di ufficio e per i danni che tale inerzia sta arrecando ai lavoratori e all'azienda aggiudicataria, iniziative di mobilitazione pubblica e presidio davanti alla sede del Comune di Agrigento, segnalazione formale agli organi regionali e nazionali competenti in materia di trasporto pubblico locale e di vigilanza sugli enti locali. E l'Associazione Ambientalista di Agrigento, attraverso il suo rappresentante Claudio Lombardo, interviene oggi sulle tonnellate di posidonia che si è accumulata presso la spiaggia di Maddalusa a San Leone. L'Associazione Ambientalista di Agrigento, attraverso il suo rappresentante, dottor Claudio Lombardo, interviene oggi affermando come nel bagnasciuga della spiaggia di Maddalusa a San Leone le mareggiate hanno depositato tonnellate di posidonia strappata dai fondali dalla forza del ciclone Harry. Questi cumuli di posidonia in alcuni punti superano addirittura il metro di altezza. Spostare in discarica questa grande massa di posidonia, attualmente classificata come rifiuto speciale, avrebbe un costo esorbitante e nello stesso tempo sarebbe dannoso per l'ambiente, poiché queste banchette intrappolano una grossa quantità di sabbie che verrebbero sottratte alla spiaggia di Maddalusa. Nei giorni scorsi l'Associazione Ambientalista Agrigentina Mariamico, con la consulenza dell'esperto forestale e ambientale Filippo Maccari, aveva presentato un progetto che consisteva nello spostamento di queste masse alla base delle vicine dune, già aggredite dall'erosione. Questa operazione avrebbe svolto certamente un'azione di protezione meccanica, riducendo l'energia del moto ondoso, contribuendo alla stabilità delle spiagge e avrebbe permesso la ricostruzione di nuove dune. Ci auguriamo, conclude nel comunicato l'Associazione Ambientalista Agrigentina Mariamico, che il nuovo sindaco di Agrigento possa fare sua questa idea progettuale a salvaguardia delle nostre coste. E si è svolta presso il sito dell'impianto di depurazione in località Ortopetrotto la consegna ufficiale dei lavori di completamento e adeguamento dell'impianto al servizio del comune di Racalmuto. Si è svolto presso il sito dell'impianto di depurazione a Racalmuto la consegna ufficiale dei lavori di completamento e adeguamento dell'impianto. L'intervento riguarda il completamento e l'adeguamento dell'impianto già esistente che rispetta le distanze minime previste dalle normative vigenti rispetto alle abitazioni circostanti. L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza del sistema depurativo, contendendo al contempo la tutela ambientale con la salute pubblica. Nel corso dell'avvio dei lavori sono state definite precise prescrizioni tecniche operative finalizzate a prevenire qualsiasi impianto ambientale. L'opera rappresenta un passo significativo per l'efficientamento degli impianti di depurazione che insistono sul territorio, confermando l'impegno delle istituzioni e garantire servizi efficaci e sostenibili per tutta la comunità. Oggi siamo qui insieme ai vertici di ATI e di AICA in quanto vengono consegnati i lavori per l'ammodernamento del depuratore di Racalmuto. È un'opera importante perché si innesta nell'ammodernamento di questo impianto rispettando tutte le norme di carattere ecologico, di carattere tecnico. Dobbiamo certamente ringraziare i vertici di ATI che hanno predisposto questo progetto che è stato finanziato ed oggi siamo tutti qua per l'avvio di questi lavori. È un momento importante perché sotto il profilo dell'ambientale avremo finalmente un impianto a tutti gli effetti conforme alle nuove direttive e noi siamo contenti anche perché si realizza a Racalmuto insieme a qualche altro comune questo impianto di ammodernamento. Ringrazio quindi i dirigenti e il presidente di ATE, i dirigenti e il presidente di AICA. Oggi siamo tutti qua presenti, interessati per l'avvio di questi importanti lavori. Oggi siamo qui per dare inizio ai lavori di ammodernamento di questo impianto che verrà consegnato poi al comune di Racalmuto. È un impianto, questi lavori riguardano proprio l'ammodernamento tecnico della depurazione
Un ringraziamento particolare va anche agli uffici di AICA e agli uffici di ATI che si sono impegnati. I lavori ci hanno comunicato che verranno consegnati a fine giugno e quindi a breve avremo questo impianto diciamo, messo a norma con le norme vigenti. Quasi 8 milioni di euro in soli 3 anni sono i contributi erogati dalla Presidenza dell'ARS targata Gaetano Galvagno nel triennio 23-25 a 2.700 tra associazioni, comuni, parrocchie e scuole, il triplo di quelli distribuiti nello stesso tempo nella scorsa legislatura sotto la reggenza di Miccichè. L'intervento del deputato di 5 Stelle Varrica. Quasi 8 milioni di euro in soli 3 anni sono i contributi erogati dalla Presidenza dell'ARS targata Gaetano Galvagno nel triennio 2023-2025 a 2.700 tra associazioni, comune, parrocchie e scuole, il triplo di quelli distribuiti nello stesso tempo della scorsa legislatura sotto la reggenza del presidente Miccichè. I dati arrivano da uno studio effettuato dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica, che ha passato in raggi X i contributi decisi dal vertice del Palazzo dei Normanni nei primi 3 anni di questa legislatura, per evidenziare le storture di un sistema che va assolutamente cambiato per restituire credibilità e autorevolezza alla politica regionale dopo gli scandali e le tante e continue ombre di questi anni. Quasi 8 milioni di euro, ha commentato Varrica, sono una cifra enorme, specie se raffrontata con i fondi erogati dall'ex presidente dell'ARS Miccichè, che non mi pare abbia avuto un approccio frugale relativamente alla gestione dei contributi. Questa pioggia di soldi purtroppo può alimentare la triste convinzione che i contributi pubblici arrivano grazie al filtro della politica e che per avere qualcosa bisogna chiedere al potente di turno, al conoscente in una rete di relazioni che rischia di prevalere sul merito. I dati raccolti dal parlamentare regionale del 5 Stelle Varrica mostrano che i quasi 8 milioni di euro distribuiti nella prima tornata di questa legislatura sono andati per il 67,8% ad associazioni ed enti no profit, per il 19% a enti locali, per l'11% a parrocchie e altri istituti religiosi, mentre solo l'1,5% è andato a scuole e università. A livello di distribuzione provinciale il grosso delle risorse, afferma Varrica, è andato ai territori del Catanese e del Ragusano, che con il 29% della popolazione hanno ricevuto più del 40% delle risorse stanziate. Per quanto riguarda i territori che hanno ricevuto contributi significativi, almeno 50.000 euro complessivi, a fare la parte del leone è stato proprio il comune di Paternò, di origine di Galvagno, cui sono andati 268.700 euro, più di 5 volte quelli arrivati a Trapani e quasi 7 volte quelli indirizzati a Caltanissetta, che pure sono capoluoghi di provincia. In base a un'ipotetica ripartizione demografica, il comune catanese avrebbe dovuto avere circa un quarto di quanto invece ha ricevuto. A seguire Ragusa con 210.000 euro di contributi, Agrigento con 161.500 euro di contributi, Comiso con oltre 152.000 euro, Acireale 145.000 euro, Belpasso 134.000 euro, per finire Piazza Armerina 69.500 euro. Per Varrica inoltre si dovrebbe diminuire il budget destinato alle spese di rappresentanza del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che oggi sono 150.000 euro all'anno. Infine bisognerebbe ridurre o azzerare i budget per spese di rappresentanza dei deputati questori, che oggi ammontano a 15.000 euro l'anno, e soprattutto dei deputati segretari a 8.000 euro l'anno, il cui ruolo è limitato all'attività d'aula e non ha nulla a che fare con le esigenze di rappresentanza istituzionale dell'Assemblea, se non allo stesso livello di qualsiasi altro deputato.
8 milioni di euro, questi i contributi concessi dal Presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno in questo primo triennio di legislatura, a sua totale discrezione. Avete capito bene, il Presidente dell'Assemblea regionale può concedere contributi ad associazioni, scuole, enti locali, parrocchie, a sua totale discrezione fino a un massimo di 15.000 euro. Per comprendere la dimensione degli importi di cui abbiamo parlato, basta fare un paragone con il primo triennio della precedente presidenza, quella di Gianfranco Miccichè, comunque un politico che non si è mai distinto per la frugalità e la parsimonia nel suo approccio. Possiamo vedere il paragone tra le due presidenze. Bene, Miccichè ha utilizzato poco più di 2,5 milioni di euro e il paragone con la presidenza Galvagno è oggettivamente incredibile, perché stiamo parlando di quasi 3 volte gli importi destinati da Gianfranco Miccichè. Noi abbiamo effettuato questo studio che troverete sul nostro sito, dove cerchiamo di analizzare anche come sono state distribuite le risorse ai vari territori. Bene, la cosa che abbiamo scoperto è che tra realtà che hanno preso più risorse considerando la loro popolazione spicca il comune di Paternò, che, come tutti sapranno, è peraltro il comune di origine proprio del Presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno. Bene, noi abbiamo fatto delle proposte su questo tema. Questi fondi a pioggia devono essere eliminati. Riteniamo che l'Assemblea regionale debba avere un budget ridotto di circa 100.000 euro che posso utilizzare per dei casi straordinari, mentre tutte queste realtà culturali o che fanno operazioni di beneficenza che vanno sostenute dovrebbero essere sostenute con una legge che possa garantire loro risorse mediante un bando, criteri oggettivi e delle commissioni giudicatrici serie e trasparenti. Per cui la nostra proposta va in questa direzione, perché bisogna abbattere questo sistema che purtroppo è clientelare, in quanto ci sono questi soggetti che sono costretti anche in buona fede a dover passare dal politico di turno, dal potente di turno, dall'amico di turno per avere delle risorse che spettano loro. Vediamo adesso un servizio sulla frana di Niscemi, iniziata nel 97 e proseguita fino a gennaio scorso con i risvolti dell'autorità giudiziaria. I colleghi di Trapani. Un'inchiesta, come titola stamane Avvenire, organo dei vescovi cattolici, che ha dato uno scossone al palazzo della politica siciliana, ma non solo, che fa tremare la regione, come titola Repubblica edizione Palermo, che continuando aggiunge come Palazzo d'Orléans scaricherebbe le colpe sul comune nisseno, rischiando di avere effetti su un eventuale Schifani bis, come lo stesso professa da settimane, o su un'eventuale ridiscesa in campo di Nello Musumeci. Questo ufficio ha in programma di svolgere a breve attività di sequestro e di documentazione della disponibilità di alcuno degli indagati con necessarie informazioni di garanzia che verranno notificate agli stessi e ai loro difensori. Continueremo l'acquisizione presso altri uffici pubblici che è in corso e avremo in programma anche di interrogare i soggetti che sono attualmente iscritti nel registro degli indagati con necessarie anche in questo caso informazioni di garanzia da notificare agli stessi e ai difensori. Ipotesi di reato, disastro colposo e danneggiamento a seguito di frana. 13 persone iscritte nel registro degli indagati. Una mitigazione del rischio mai effettuata. Una fotografia desolante, quella che uscirebbe fuori dallo scatto del PM Pubblico Ministero di Gela dopo la frana di gennaio scorso, che pose all'attenzione mondiale un territorio che viveva con questa spada di Damocle e in difesa del quale, a quanto parrebbe, in 20 anni non era stata avviata alcuna azione concreta e di salvaguardia. Rilevato che queste attività istruttorie, che già in parte sono state delegate alla nostra polizia giudiziaria, potrebbe portare a fughe di notizia con alterazione dei fatti o ricostruzioni parziali o peggio con indicazioni dei nomi degli indagati di responsabilità penali o fake news, abbiamo ritenuto opportuno fare questo punto stampa per dare una ricostruzione che sia la più lineare possibile, sia per una corretta informazione della collettività di Niscemi che è persona offesa in questo procedimento, della collettività nazionale, fondata anche sulla gravità dei fatti accaduti e che vengono contestati
alle parti, nei limiti rappresentati, e questo vi prego di sottolinearlo in tutti i vostri pezzi, nel fatto che siamo in fase di indagini preliminari e le indagini preliminari non sono ancora concluse. Spulciando in cronaca regionale, chi di competenza non avrebbe fatto nulla per evitare il peggio dopo il trascinamento a valle datato 1997. Una collina che veniva giù a poco, anni di inerzia, opere non realizzate, tanti ma tanti soldi mai spesi. Gli ultimi. La nostra attività, ci abbiamo dato un programma che è diviso in 3 fasi. La prima riguarderà l'accertamento sulla mancata realizzazione delle opere di mitigazione che avrebbero potuto o evitare l'evento del 2026 o ridurlo, che non sono state realizzate, ed è la fase in cui attualmente ci troviamo, che ha generato questi 13 indagati. 4 presidenti della regione siciliana succedutisi in ordine di tempo, iscritti fra gli indagati del provvedimento sul quale lavora il pool di magistrati coordinato dal procuratore gelese Salvatore Vella, ovvero Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. Una seconda fase che riguarderà gli accertamenti sulle opere di raccolta e di regimentazione delle acque bianche, quindi delle acque piovane, delle acque nere e reflui nel comune di Niscemi, che hanno la loro importanza nell'innesco della frana come già individuato nel 1997, su cui lavoreremo in seguito. Ma anche i vertici della protezione civile siciliana alternatisi negli ultimi 16 anni, burocrati regionali, l'ATI, Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria della gara per gli interventi che avrebbero dovuto impedire o ridurre nuovi eventi franosi. Nel corso di un incontro con i giornalisti per illustrare i sviluppi dell'inchiesta, spiegato anche il periodo in esame che andrebbe dal 2010 al 2026. E una terza fase che riguarderà la zona rossa, la zona a rischio già individuata nel 1997, quindi che era stata interessata dalla frana o ai margini della frana, indicata come zona a rischio molto elevato già nella relazione della commissione tecnica nominata nel 1997, e avrà ad oggetto l'eventuale mancato sgombero e demolizione degli edifici che si trovavano in quella zona e il blocco delle nuove costruzioni, e quindi se sono state rilasciate autorizzazioni a costruire che non potevano essere rilasciate o se si sono verificate realizzazioni di costruzioni abusive. E sono stati erogati e sono già nella disponibilità degli imprenditori i primi 56 contributi straordinari che la Regione Siciliana verso le aziende di Niscemi danneggiate dalla frana ha erogato tramite l'IRFIS, che ha provveduto al pagamento delle richieste presentate nella cornice del primo bando delle attività produttive scaduto lo scorso 28 febbraio, ritenuti ammissibili per un totale di 971.000 euro. Il sostegno economico fino a un massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa è finalizzato all'immediata ripresa delle attività economiche interrotte a causa dell'evento franoso. Sono attualmente sospese invece, in attesa del completamento dell'iter, le erogazioni del contributo per 3 domande ritenute ammissibili, mentre altre 4 presentate nell'ambito della proroga del bando del 10 aprile sono attualmente in fase di valutazione da parte dell'assessorato regionale delle attività produttive. I reati sono prescritti quanto stabilito dai giudici della prima sezione della Corte di Appello di Palermo nei confronti di 4 persone coinvolte nell'inchiesta Duty Free, che ipotizzava un presunto giro di tangenti all'Agenzia delle Entrate di Agrigento. Disposto il proscioglimento per i 2 ex funzionari Filippo Ciaravella di 74 anni e Vincenzo Tascarella di 72 anni, per il consulente del lavoro di Favara Antonio Vetro 56 anni e l'imprenditore Salvo Laporta di 53 anni. Il primo grado, i 12 imputati erano stati assolti per singole contestazioni o prosciolti per l'intervento della prescrizione.
In 4, tuttavia, avevano impugnato la sentenza chiedendo ai giudici di secondo grado l'assoluzione nel merito. La Corte di Appello ha confermato quanto già stabilito dal Tribunale di Agrigento, cancellate le accuse di falso, abuso di ufficio e corruzione, mentre per altri episodi è stata disposta l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Una vera e propria ossessione per la sua ex fidanzata, i carabinieri della compagnia di Licata hanno arrestato un 22enne nato a Canicattì ma residente in un comune della provincia per stalking e violazione delle misure cautelari. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, avrebbe continuato a perseguitare la sua ex fidanzata di 18 anni, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare e al divieto di comunicazione. Il giovane avrebbe violato le misure cautelari, tornando a insultare, minacciare e assumere comportamenti violenti nei confronti della ragazza. I militari dell'Arma della stazione di Campobello di Licata hanno eseguito l'arresto su disposizione del GIP del Tribunale di Agrigento. L'indagato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale Pasquale di Lorenzo. Il giudice del Tribunale di Agrigento, Matteo Rametta, ha convalidato l'arresto del 26enne della Guinea, fermato lunedì per aver aggredito i carabinieri disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana per la firma. Le accuse a suo carico sono quelle di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, minacce e danneggiamento. Il pubblico ministero Alessandra Scioli aveva chiesto anche la custodia cautelare in carcere, ma il giudice ha deciso per una misura meno afflittiva. Il processo è stato rinviato al 22 aprile. L'uomo quella mattina nel centro di Agrigento, in evidente stato di alterazione, avrebbe lanciato dalla finestra di un'abitazione oggetti di vario tipo, infastidendo poi alcuni clienti di un esercizio commerciale. Quindi l'intervento dei carabinieri, cui ha opposto resistenza, avrebbe colpito con un pugno al volto un militare dell'Arma, causandogli lesioni giudicate guaribili in 6 giorni, minacciando di morte altri 9 colleghi, ha corso in supporto e sfondato il vetro divisorio dell'auto di servizio. La DIA sequestra un'azienda edile da 2 milioni di euro. I colleghi di Messina. Un duro colpo al patrimonio riconducibile alla criminalità organizzata è stato messo a segno nella giornata odierna a Messina. Il personale della direzione investigativa antimafia, supportato dai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale Peloritano. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica DDA di Messina, ha interessato un'impresa edile operante nel settore delle costruzioni. Secondo gli inquirenti, la ditta sarebbe nella disponibilità indiretta di un soggetto già condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'uomo è considerato un esponente vicino alla cosiddetta famiglia barcellonese, coinvolto in passato nel noto procedimento penale denominato Gotha 7. Le indagini economico-finanziarie, condotte dalla DIA e dall'Arma dei Carabinieri, hanno svelato, si apprende da un comunicato stampa emesso dalla Procura, una realtà imprenditoriale fondata su basi illecite. Dagli accertamenti è emerso che il pregiudicato rivestisse la qualifica di socio occulto della società. Secondo l'accusa, in pieno accordo con l'amministratore dell'impresa, il soggetto avrebbe contribuito al consolidamento economico di quella che il tribunale ha definito una vera e propria impresa mafiosa. Il compendio aziendale sequestrato, il cui valore stimato si aggira intorno ai 2 milioni di euro, è ritenuto dagli inquirenti il frutto o il reimpiego di attività illecite, nello specifico estorsioni. Il provvedimento firmato dal procuratore della Repubblica Antonio D'Amato rientra nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca. La Procura ha precisato che il sequestro potrà essere oggetto di ricorso e che l'effettiva responsabilità sarà accertata solo nei successivi gradi di giudizio, che potrebbero concludersi con la restituzione dei beni agli aventi diritto. Linea alla regia per la pubblicità.
Lanciata una nuova lotteria della Lilt provinciale di Agrigento per l'acquisto di un pulmino usato per il trasporto dei malati oncologici verso i centri di cura. Sentiamo in merito la presidente della Lilt, Lega Italiana Lotta contro i Tumori della provincia di Agrigento, Franca Scandaliato Noto, in questo servizio dei colleghi di Sciacca. È stata lanciata dalla locale sezione della Lilt una lotteria dal titolo Trasportiamo, indetta per l'acquisto di un nuovo pulmino. Come è noto, infatti, la sezione provinciale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori garantisce ormai da quasi 10 anni il trasporto di ammalati dai diversi comuni verso i centri radioterapici della clinica Macchiarella, della clinica Maddalena e del Civico a Palermo e presso l'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Un servizio essenziale per le tante famiglie di soggetti oncologici che ne usufruiscono, indispensabile e necessario per far fronte ad una situazione delicata che sconvolge le dinamiche familiari anche dal punto di vista organizzativo. Si pensi che ad oggi, come riporta il nostro telegiornale la presidente provinciale della Lilt, Franca Scandaliato Noto, sono stati effettuati ben 60.000 viaggi, trasportando 4.000 persone. Adesso, spiega, è arrivato il momento di acquistare un nuovo mezzo. Noi ogni 6 anni cerchiamo di rinnovare un pulmino, perché come voi sapete noi portiamo gli ammalati a fare la radioterapia nei centri di Palermo e ora di Agrigento, e quindi è necessario che questi pulmini siano sempre nuovi, efficienti, e allora ogni 6 anni cambiamo, anche perché noi finora abbiamo fatto più di 60.000 viaggi, abbiamo trasportato 4.000 persone e serviamo quasi tutta la provincia. Quindi è importante che le persone ci aiutino comprando questo biglietto, che ha un costo minimo di 2 euro, e voi potete prendere sia Sciacca, Memphis, Santa Margherita, Ribera, in questi posti dove espongono la locandina della Lilt, quindi potete benissimo comprare questo biglietto. E non si è fatta attendere la risposta dei cittadini. Tante attività commerciali di Sciacca e non solo si stanno mettendo a disposizione per vendere i biglietti. L'estrazione è prevista il 30 ottobre e sono ben 10 i premi a disposizione. Al primo vincitore andrà un soggiorno presso il Verdura Resort di Sciacca. La lotteria sarà attiva fino a ottobre, perché poi speriamo di comprare questo pulmino per il mese del nastro rosa e quindi farlo vedere a tutta la popolazione. Grazie sempre. E a Palermo, a Palazzo dei Normanni, nella prestigiosa cornice della Sala Piersanti Mattarella, il sindaco di Agrigento Miccichè ha partecipato all'evento Il Grande Tour Abbraccia le bellezze del patrimonio storico di Sicilia. Claudio Baglioni dialoga con gli studenti di arte e di musica. Ad accogliere Baglioni, insieme al sindaco Miccichè, anche il presidente dell'ARS Galvagno, il sindaco di Palermo La Galla, quello di Lampedusa Mannino, la vice sindaco di Taormina Cullurà e il vice sindaco di Siracusa e di Bandiera. Presente anche il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino. Nel corso dell'incontro, partecipato da un appassionato e numeroso pubblico, è emerso lo storico valore artistico di Claudio Baglioni, una delle voci più amate del cantautorato italiano, da sempre capace di porsi come ponte tra generazioni grazie al linguaggio autentico universale. Il prossimo giugno inizierà il tour che celebra proprio i 40 anni del disco più venduto nella storia della musica italiana, La vita adesso, Il sogno è sempre, nei più suggestivi scenari all'aperto d'Italia, tra le varie tappe in Sicilia, anche la nostra Agrigento, dove Baglioni si esibirà il 26 e 27 luglio all'Aiva Arena nell'ambito della 21esima edizione del Festival del Mito. Lo spettacolo verrà organizzato dalla società Punte a Capo in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi.
Ieri l'ultimo saluto a Giuseppe e Domenico, vittime di un terribile incidente stradale proclamato dal sindaco Giuseppe Cuffari, il lutto cittadino nel comune di Caronia. I colleghi di Messina. La comunità di Caronia vive oggi una giornata di profondo dolore e raccoglimento per i funerali di Giuseppe Crisci, 55 anni, e Domenico Gerbino, 26 anni, tragicamente scomparsi la sera del 9 aprile in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 113 nel territorio di Acquedolci. Le salme dei due concittadini hanno fatto rientro nelle scorse ore a Caronia, dove è stata allestita la camera ardente presso la chiesa di San Biagio. Ieri sera una folla composta e commossa si è riunita per una veglia di preghiera, segno tangibile del dolore condiviso da un'intera comunità, ancora sotto shock per quanto accaduto. Sull'incidente, che ha coinvolto 2 vetture, la Procura di Patti ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica. Nell'auto, con le 2 vittime, viaggiava anche la figlia di Giuseppe e fidanzata di Domenico, rimasta ferita. Dopo l'esame autoptico, le salme sono state restituite ai familiari per l'ultimo saluto in programma oggi pomeriggio. Il corteo partirà alle ore 15:30 dalla chiesa di San Biagio per raggiungere piazza San Pio, dove si terrà la Santa Messa all'aperto, ufficiata dal parroco Don Carmelo Scalisi. Il sindaco di Caronia ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna, interpretando il sentimento unanime di cordoglio della cittadinanza. L'ordinanza prevede bandiera a mezz'asta sugli edifici comunali, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e il divieto di attività ludiche e ricreative negli orari coincidenti con le esequie. Disposta inoltre la chiusura degli uffici comunali e di tutti gli esercizi pubblici a partire dalle ore 13 fino al termine della cerimonia funebre, in segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite da questa tragedia. Una giornata di silenzio e riflessione, in cui Caronia si stringe unita nel ricordo di 2 vite spezzate troppo presto. Assemblea regionale siciliana, dopo le assenze e lo stallo delle scorse settimane, la maggioranza si ricompatta e vota le norme per attivare la rete per la cura dell'endometriosi, dando il via libera per il nuovo centralino che impiegherà i lavoratori della società ex Almaviva. I colleghi di Palermo. Dopo lo stallo delle scorse settimane dovuto alle numerose assenze dei deputati, ripartono i lavori all'ARS. Il centrodestra, dopo il vertice di maggioranza voluto dal presidente Schifani, si ricompatta e regge la prova dell'Aula, approvando le norme contenute sul DDL Sanità e Politiche Socioassistenziali. Tra queste, la più attesa, quella che prevede il reimpiego dei 387 lavoratori ex Almaviva, che da giorni protestavano in piazza davanti alla sede del Parlamento regionale. In questo caso, l'Aula vota all'unanimità l'emendamento che dà il via al progetto del centralino 116-117 dedicato alle emergenze sanitarie non in urgenza, che consentirà il reimpiego prioritario dei lavoratori ex Almaviva. Soddisfazione è stata espressa dai banchi della maggioranza e dai 5 Stelle, anche se durante l'esame in aula non sono mancati i dubbi sulla copertura finanziaria assicurata per il momento solo per 2 anni, e qualcuno già teme che la norma possa essere per questo impugnata dal Consiglio dei Ministri. Tra le altre norme attese e più volte rinviate, l'ARS ha approvato anche quella per l'istituzione del Centro regionale per la lotta all'endometriosi. La norma interviene sulla legge regionale del 2019, aggiornando l'individuazione delle strutture sanitarie di riferimento per la diagnosi e il trattamento della patologia. In particolare vengono confermati e rafforzati i centri di Palermo e Catania e viene incluso anche il presidio ospedaliero Umberto I di Enna, ampliando così la rete regionale e garantendo una maggiore copertura territoriale per le pazienti. Introdotte anche tariffe calmierate per i parcheggi degli ospedali e la gratuità totale per i pazienti oncologici e dializzati. Sul piano politico la maggioranza ha tenuto, ma la DC scuote la tenuta della giunta Schifani. Ignazio Abate rivendica la lealtà del gruppo DC in aula e invia un messaggio chiaro al presidente in vista del rimpasto di fine aprile, accreditandosi come possibile assessore, ipotesi che vede fortemente contrario il gruppo di Fratelli d'Italia. Dalla sinistra arriva pronta la replica di Antonello Cracolici, che ha ironizzato sulla natura delle rivendicazioni di Abate, definendole in bilico tra l'annuncio e la minaccia.
E per lo sport, automobilismo, si scaldano i motori per la nuova edizione della Targa Florio, i colleghi di Trapani. Presentata all'Osteri di Palermo, sede del Rettorato Unipa, la 110ª edizione della leggendaria competizione automobilistica denominata Targa Florio. Quella del 2026, fanno sapere dall'ufficio stampa, nasce dalla rinnovata sinergia tra l'Università degli Studi di Palermo e AC Sport e si preannuncia con contenuti oltre la dimensione sportiva, ovvero abbracceranno la cultura, la didattica, ricerca scientifica e terza missione. Abbiamo portato il parco assistenza della gara principale, che è quella del campionato italiano rally automoderne, a Palermo presso l'Unipa, che ci ha ospitato già l'anno scorso con grande successo, quindi lo ripetiamo quest'anno. Dopodiché, una volta effettuata la cerimonia di partenza, che sarà giovedì 14 maggio alle 18 in Piazza Verdi, ossia davanti al Teatro Massimo, le vetture ritorneranno all'università e dal giorno successivo, sia da venerdì mattina, sia venerdì che sabato, ci sarà la grande sfida dei piloti sulle varie prove speciali che ci sono sulle Madonie. Una settimana che catalizzerà campionato italiano assoluto rally Sparco, campionato italiano rally autostoriche e campionato italiano rally autostoriche e regolarità, a cui si aggiungerà la serie propedeutica Coppa Rally di zona e il trofeo di zona per vetture storiche. Tutte gare targate AC Sport con validità per il campionato siciliano, serie promossa dalla delegazione regionale della nostra isola. Ci sono tutta una serie di iniziative che vanno dalla pura didattica, grazie all'aiuto del nostro sistema museale Unipa Heritage, che vedrà per esempio nel Museo dei Motori un'importante esposizione sulla logica dei motori ibridi, ma ci sono tutta una serie di eventi culturali collegati che evidentemente fanno riferimento ai Florio, su cui noi stiamo puntando. Durante le prove sportive noi abbiamo dei test con dei sensori che applichiamo sul capo e sul collo dei piloti, che danno tutta una serie di informazioni biometriche di tipo fisiopatologico che sono fondamentali per capire come il corpo reagisce alle accelerazioni, alle frenate, a tutte le sollecitazioni che un evento sportivo massimale come quello automobilistico può comportare. Il campus, che diventa poi un po' il punto di arrivo e di partenza di questo importante avvenimento, e sia un'occasione per far entrare la città, far entrare i ragazzi, far conoscere l'università. Un prologo al mercoledì di 13 maggio con le verifiche tecniche e sportive presso il Museo dei Motori e dei Meccanismi all'interno dell'Ateneo Palermitano. Cerimonia di partenza dalla centralissima Piazza Verdi innanzi al Teatro Massimo l'indomani 14 alle ore 20. Quartier generale, centro servizi e centro assistenza saranno allestiti al campus dell'Unipa, anche sede del traguardo di tutte le gare. Nel pomeriggio di sabato 16 maggio invece cerimonia di premiazione. Un percorso che si svilupperà lungo quasi 800 km con equipaggi che affronteranno 10 prove speciali su 2 giorni. AC Sport e l'Automobile Club di Palermo che ci hanno affidato l'incarico di organizzare la Targa Florio. È un premio per l'impegno con cui l'Automobile Club Caltanissetta organizza le gare. Noi organizziamo ogni anno la Coppa Nissena, che quest'anno sarà super salita, si disputerà il 13 settembre. Metteremo tutto il nostro impegno per organizzare nel miglior modo la Targa Florio, per onorare questa gara, per onorare la città di Palermo. Nello specifico sussidiario, martedì 12 maggio, campus in Viale delle Scienze con un villaggio dedicato alla cultura motoristica. Al pomeriggio, apertura del Museo Storico dei Motori, osservazione di come funziona il Super Hybrid System, lo start alla mostra auto su pellettili e oggettistica dei collezionisti privati, un seminario dedicato a racconti e testimonianze. L'indomani poi si entrerà nel vivo, fin dalle 8 del mattino, verifiche sportive antegara e verifiche tecniche. Una visita guidata al Villino Florio, un incontro dedicato al rapporto innovazione scientifica prestazioni sportive, ove fra le tematiche che si andranno a trattare la fibrosi cistica. La prima prova speciale si svolgerà sul tratto di strada che da Campofelice raggiunge Collesano, anche se poco prima di Collesano ci sarà una deviazione interna che porterà a un punto dove ci sarà un grande salto. L'altra prova speciale collegherà Scillato con Polizzi Generosa,
poi raggiungeremo Geraci per la Geraci-Castelbuono e infine percorreremo una strada che ci porterà a Pollina e scenderemo fino a Finale di Pollina. E poi ancora un evento dedicato al 50° anniversario di una vittoria memorabile. Parliamo di quella portata a compimento dall'equipaggio Amphicar Floridia su Osella PA4 BMW. Dulcis in fundo l'appuntamento per il mattino di giovedì 14 maggio, ovvero il progetto sulla sicurezza stradale. Per me è un onore tornare qui, essere ancora una volta insieme a questa bellissima gara. Avremo l'incontro all'università con tutti i ragazzi dell'università sul Sala Safe Factor e sulla sicurezza stradale e tutto quello che possiamo abbinare dalla pista alla strada e viceversa. E questi piloti hanno una nuova visione e sono cresciuti e arrivano in pista e in strada con una nuova visione soprattutto dedicata alla sicurezza, nel miglior modo possibile, andare forte sì, ma con un occhio sempre alla sicurezza. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.